Mia carissima Julka, il tempo si è raddolcito, anche qui. Mi sono sorpreso a canterellare, immagina, cosa che non mi accadeva da un pezzo. Oggi sono sicuro che noi saremo molto felici, che insieme faremo molte cose belle, pur diventando di tanto in tanto dei bambini che giocano. Vorrei però avere l'impressione che tu sei tranquilla, che sai ancora ridere. Mi pare di vederti invece sempre seria seria, abbuiata. Vorrei perciò averti vicina. Troverei le cose più ingegnose per farti contenta, per farti sorridere. Violini di cartapesta, delle lucertole di cera con 2 code, insomma esaurirei tutto il repertorio dei miei ricordi sardeschi e ti racconterei delle altre storie sempre più meravigliose e poi ti abbraccerei e ti bacerei tante volte per sentirti tutta vivente in me. Vedi, la primavera mi ammollisce. Tra qualche giorno, penso, scriverò delle poesie in cui però non saprò trovare una rima a Julka. Gramsci Antonio. Una rima a Julka. Siete imputato di attività cospirativa. Farò degli orologi di sughero. Istigazione alla guerra civile. Dei violini di cartapesta. Apologia di reato. Lucertole di cera con 2 code. Incitamento all'odio di classe. Scriverò delle poesie. Cosa avete da dire a vostra discolpa? Racconterò delle altre storie, sempre più meravigliose. Dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. Noi saremo molto felici. Per 20 anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. 20 anni, 4 mesi e 5 giorni. Ma no, mamma. Non devi pensare che io sia sempre cupo. Naturalmente non sto a ballare di gioia e a ridere continuamente, ma neanche sono sempre tetro e disperato come un corvo. Un corvo appollaiato su un cipresso del cimitero. Avevi occhi azzurri, riccioli biondi. Nino. Carcerato Nino. Numero 7047. Vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato, ma non potevo fare diversamente. I figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare il loro onore, la loro dignità di uomini. Ma 20 anni, 4 mesi e 5 giorni. Ah, queste mamme. Se il mondo fosse stato sempre nelle loro mani, gli uomini vivrebbero ancora dentro le caverne, vestiti solo di pelli di caprone. Mi dispiace, mamma. Ogni giorno divento più duro alle commozioni, ma non voglio essere compianto. Sono un combattente che non ha avuto fortuna nella lotta. I combattenti non possono, non devono essere compianti. Cosa dirà la gente? Nulla c'entra la mia rettitudine, né la mia coscienza, né la mia innocenza. Tu devi capire e dirlo agli altri. Si può stare rinchiusi senza essere né un ladro, né un imbroglione, né un assassino. E i nostri bambini? Spiegherete ai bambini che essere in carcere significa non poter fare tutto quello che si vuole, o proprio quando si vuole. Credo che essi pensino che mi trovi in una specie di luogo come la Torre di Ghilarza. Dite loro che invece ho una cella molto grande, forse più grande di ognuna delle stanze di casa. Solamente non posso uscire. Tu devi tranquillarti. Ti scriverò ogni 15 giorni, almeno.
ogni 15 giorni. Cara mamma, sono sicuro che ci vedremo ancora tutti assieme, figli, nipoti, forse chissà pronipoti, e faremo un grandissimo pranzo. Con culurzonas e pardolas, e zipuasa, e pipì e zucchero, e figo siccada, e arenata. Qualche volta penso a tutte queste cose e mi piace di ricordare i fatti e le scene della fanciullezza. Ci trovo molti dolori, molte sofferenze, è vero, ma anche qualcosa di allegro, di bello. Scrivimi, scrivetemi. Ricordate che io sono quasi completamente immerso nel buio. Tua sorella costruisce candele per te, Nino. Yulka non ha scritto ancora e io non riesco a scriverle. Come incominciare? Come incominciare? Ma cos'è il principio? E quante lettere ho incominciato? E quante ne ha cominciato lei? Ha una borsa piena di lettere a te, non spedite. La sua borsa da viaggio, così pittoresca. Mi sento enormemente in difetto verso di lei. Non le scrivo direttamente da tanto tempo, ma quando scrivo non posso fare a meno di pensare che le mie lettere saranno controllate secondo le regole del carcere e non ho il coraggio di scrivere intorno a certi sentimenti. Ma se cercassi di smorgiarli mi sentirei un emarginatore di pratiche e ciò mi fa orrore. D'altra parte, queste mie lettere sono scritte non solo per te, Tania. È un bel ginepraio. Io non riesco a pensare a te come distaccata da Giulia, vedi? È una specie di pirandellismo epistolare. Scrivile tu per ora. Vorrei accarezzarti. E io vorrei sentirti parlare, vederti, abbracciarti con infinito affetto. E sono rimasta ben delusa al nostro incontro di non avere potuto stringere la mano tua. Ti devo vedere a nome di Giulia e dei bambini anche. Vorrei poter lasciarti l'illusione di vederli mentre vedi me e sono bene addolorata di non averti raccontato le loro notizie recenti. Ti ho portato 2 belle pesche. Ricevo ogni giorno la frutta che mi mandi. In ogni cosa che ricevo da te vedo il segno delle tue care mani, più che un saluto, è una carezza affettuosa. Sai, tu mi anticipi un po' la presenza di Giulia, le assomigli molto in certi tratti, in certe mosse. E la musica della tua voce è un eco della sua voce. La musica della sua voce è un eco della mia voce. Ricordi quando un pomeriggio a Roma mi hai rivolto la parola credendomi Giulia? Giulia va a lavorare col suo vestito verde e si ricopre con la vostra coperta di creton di rosa. La musica della sua voce è un eco della mia voce. Devi scrivere a lungo a Giulia per tranquillarla. Io mi sforzerò per un'altra volta. Sì, un'altra volta. E la pianticella di limone continua a crescere. Non me ne hai più accennato. Volevo scrivertene, ma poi ho trascurato per non parere troppo infantile. Ti abbraccio, cara. Voglimi bene e scrivimi.
Cara Teresina, ti ricordi come da bambini ricordavo tante storie e ne inventavo per conto mio? Adesso si vede che ho perduto questa capacità. Perciò se non mi succede nulla nella vita reale, non mi succede neanche nulla nella vita della fantasia. E così non so cosa scriverti. Veniva buio e stavamo ancora vicino alla piccola finestra che dava sul giardino per sfruttare anche l'ultimo filo di luce. Non ci sono più steariche. Cercherò di fartene una. Dammi un po' di tempo e vedrai. Frugherò tutti i cassetti di casa alla ricerca di piccoli moccoli di cera. Li rimpasterò ed ecco una bella candela per te. Te lo ricordi quel signor Camedda? Che per far sfoggio di cultura raccattava dei romanzi popolari, grandi frasi, poi le faceva entrare a dritta e a traversa nella conversazione per far stupire i contadini. Allo stesso modo le beghine di Ghilarza, brutte, ventrute, ripetono il latino delle preghiere. E tu ti ricordi che zia Grazia credeva che fosse esistita una donna bisodia molto pia, tanto che il suo nome veniva sempre ripetuto nel Paternoster. Era il dona no bisodie. E ne pensava che fosse una dama del tempo passato, quando tutti andavano in chiesa e c'era un po' di religione a questo mondo. Cosa fai in sala da pranzo, Teresina? Guardo il quadro di Cristoforo Colombo. Ma qual è il personaggio che preferisci? La regina. E tu? Io voglio essere Cristoforo Colombo. Quando viene buio, mamma e io stiamo ancora vicino alla piccola finestra che dà sul giardino. Scrivimi. Scrivetemi. Ricordate che io sono quasi completamente immerso nel buio. Io costruisco candele per te, Nino. Mio carissimo, invece di scrivere vorrei sentire la voce tua, anche canzonarmi e vederti sorridere. Ti deve interessare un mucchio di cose. Delio è già grande, è sempre piccolo.